Siamo con Giuseppe Boscolo-Palo, amministratore di Chiesa Automercato, per discutere sull'ultima commissione che c'è stata in comune riguardo l'ordine del giorno era il piano di sviluppo di SST. Quindi in teoria la tua presenza non era richiesta, come mai? Sì, infatti non sono stato invitato, sono stato portato ad assistere ai lavori della commissione per un effetto di curiosità, perché SST ha l'affidamento di vari servizi, tra cui anche quello della gestione del mercato orticolo. Quindi ci sono novità, ho pensato, meglio andare a sentire, anche perché poi di fatto io rispondo ai soci, a tutti i soci, anche quelli ovviamente privati, e quindi sentire come andava sarebbe stato. Pensavo di ascoltare anche una esposizione legata a eventuali progetti di sviluppo del mercato, perché sì, SST è proprietaria del compendio immobiliare di Brondolo, però è anche socio, quindi credo che qualsiasi piano, qualsiasi idea, azione che potrebbe essere fatta per creare opportunità di sviluppo possa anche essere discussa, credo, con gli altri soci all'interno dell'assemblea appunto di Chiesa Automercato. E su queste modifiche, su queste cose, ma scusa un attimo, ma alla fine che piano di sviluppo c'è stato? Cosa hanno mostrato? Niente di particolare, anzi l'assessora Orlando, partecipante bilancio e così, ha esposto, leggendo un documento, che a grandi linee diceva, in virtù di una delibera del 2019, in virtù di un parere della Regione Veneto, si può tranquillamente addivenire a una gestione interamente pubblica, quindi di SST. Penso poi anche a una alienazione, diciamo, di Chiesa Automercato. Così a grandi linee. Sulle delibere del 2019 c'è una storia di delibere e bisognerebbe raccontare la storia di quella delibera penso di giugno 2019 che ridava anzi l'affidamento che era scaduto proprio del mercato di Brondolo, della gestione del mercato di Brondolo, a SST. Perché? Perché con la Madia siamo andati avanti dal 1 gennaio 2018 in proroga, quindi l'amministrazione comunale, il consiglio comunale dava una proroga a SST e immediatamente, lo stesso giorno o il giorno dopo, l'amministratore unico di SST, appunto dal 2017, ci inviava la comunicazione che ci prorogava per lo stesso tempo. Quindi siamo arrivati con una proroga in quel senso fino al 29 di giugno, quella delibera credo sia datata 26 giugno, e il 28 giugno io e il dottor Mazzaro, l'avvocato Mazzaro, abbiamo sottoscritto una nuova convenzione con una durata fino al 31 dicembre 2021. Quindi, tra l'altro, non potendo gestire direttamente il mercato, perché è un mercato, ricordo, il mercato alla produzione, c'è una legge che adesso sembra, da quello che ho sentito, con questo parere, possa essere superata. Cioè, c'è una interpretazione dell'articolo 4 dove va a definire chi può gestire un mercato alla produzione, e mi sembra evidente da quello che è scritto su questo benedetto articolo 4 che per forza di cose, al di là di questo parere di non so chi, dalla Regione, bisogna che ci sia sempre la presenza del mondo agricolo nel caso di un mercato della produzione orticola, no? Tra questi ci deve essere eventualmente anche i commissionari e leggo
da consorzi, società e altri enti costituiti tra gli organismi di cui è la lettera A, che sono appunto le associazioni produttori e le cooperative, come siamo, ed enti pubblici, ma qua non c'è scritto solo enti pubblici, quindi è un'interpretazione che andrebbe approfondita sicuramente per non incorrere in un qualcosa di corretto, diciamo, nelle decisioni. Si può anche rivalere, perché comunque... Sicuramente sì. Quindi ecco, questo è un po' l'aspetto. La storia di tutte le delibere è perché dal 2007-2008, quando l'amministrazione comunale, il comune è diventato proprietario del compendio, era necessario individuare anche il soggetto. All'inizio era stato individuato l'ASP dall'amministrazione precedente a Romano di Fortunato Guarnieri, però poi durante l'amministrazione di Romano Chiozzo, nel rispetto della legge, tutte le delibere, tutti gli atti, anche l'avviso di gara che poi SST ha espletato, che è qua, fa riferimento ai sensi della legge regionale del Veneto 42/86. Il bando è destinato esclusivamente a associazioni di produttori ortofrutticoli, cooperative, consorzi, società e altri enti. Quindi quello che ho sentito il commissario, il consigliere Stecco dire è cambiata l'impostazione, devo dare atto, qua sembra che sia cambiata, però va sicuramente verificata, perché so che la legge non è cambiata. Per cui questo è proprio da approfondire. Certamente sì. Tra le altre cose, quando ha parlato l'assessore Orlando, non tutti sono stati zitti tra i consiglieri. Sì, ho notato un dissenso chiaro da parte del consigliere Davide Vianello, che sostanzialmente ha detto noi non ne sappiamo niente, quindi presumo che non ci sia stato un confronto, però io nella politica dei partiti, le proprie, non vorrei entrare, però credo che abbia detto anche una cosa che vada oltre, quando ha affermato delle convinzioni personali, che credo non siano esclusivamente sue, in una logica, diciamo, liberale, sulle gestioni di queste strutture. Da un po' di anni si va verso una gestione dove la presenza dei privati, non dico esclusivamente privata, però la tendenza è questa. Ovviamente ci sono anche strutture esclusivamente legate al pubblico, però anche le strutture molto grandi, ma molto grandi, noi abbiamo l'esempio di Padova, la presenza dei produttori c'è, anche se è un mercato agroalimentare al grosso. Quindi tendenzialmente la presenza all'interno di queste strutture del mondo, in questo caso del mondo agricolo, cioè è la nostra storia. Cioè, il legame che hanno i produttori, anche se si sono ridotti perché è cambiato tutta la modalità produttiva e commerciale, con i propri commissionari e altro, ma che siano i commissionari e le cooperative che gestiscono direttamente, non come dire, in una commissione esterna e altro. Tra l'altro questo concetto di pubblico-privato nella gestione dei mercati, ricordo che proprio c'è una delibera del 2007 proprio legata all'affidamento dei servizi a SST da parte dell'amministrazione comunale, sia di invitare, mentre qua c'era l'obbligo, ma di invitare anche di individuare una società pubblico-privata anche per il mercato ittico. Quindi sarebbe, non dico un ritorno del passato, perché mai è esistito una gestione pubblica del mercato orticolo. Un'altra cosa, so che la minoranza, l'opposizione, avrebbe voluto sentire il tuo parere in occasione della commissione. Sì. Non Però... è stato possibile. Non è stato possibile perché il Presidente, più volte sollecitato dai commissari
di opposizione, non so se in commissione si può parlare di opposizione, perché tutti quanti dovrebbero essere commissari, perché si discute democraticamente, si discute dei fatti. Mi è dispiaciuto che poi la decisione del Presidente della Commissione non abbia preso una decisione autonoma, che ci può stare, se dare o non dare parola, ma si sia rivolto a uno esterno della Commissione, all'amministratore unico di SST. Tuo omologo. Sì, questo è un fatto, credo, grave sotto l'aspetto del rispetto della democrazia. Ci sono i commissari e le commissioni sono un istituto importante, ancora di più ovviamente o a pari il Consiglio Comunale, ci sono delle regole, dipende anche, io non ero invitato, quindi ovviamente non essendo invitato. Non eri invitato, però sei parte non in causa, una parte importante in causa, dico, ecco. Non è Giuseppe Boscolo parlo, amministratore, non è solo, io rappresento anche tutti i soci e ovviamente le cooperative e i commissionari che sono all'interno della società. Ecco, al di là della mancanza verso anche questi soggetti, credo che l'input sia partito da uno esterno e quindi è un fatto molto grave sotto un aspetto proprio di gestione della Commissione. E anche su questo, non voglio entrare nel merito politico di come si gestisce, sottolineo, annoto questa situazione un po' anomala anche in questo caso. Ci aggiorneremo in futuro. Ecco, mi premeva dire un'altra cosa a termine, l'attività che comunque sta facendo Chioggia Automercato, l'ho ribadita anche su un comunicato di 10-15 giorni fa, il nostro bilancio, visto che proprio in commissione hanno parlato del bilancio di SST, e ho sentito che con 3 milioni e 6, 3 milioni e 7 di fatturato il risultato inutile è di 7.000 euro. Ecco, io ci tengo a precisare che il nostro utile è intorno ai 36.000 euro dopo le tasse, quindi è un buon utile. Non siamo in crisi, quindi una crisi gestionale, come qualcuno avevo sentito a suo tempo affermare. Quest'anno per fortuna è andata molto bene anche nei conferimenti, quindi nelle vendite del radicchio, abbiamo prodotto diversi milioni, diciamo siamo quasi alla pari di tutta l'annata 2022 che era già stata ottima l'anno scorso malissimo, però noi dipendiamo molto da situazioni esterne, anche climatiche, e quindi a volte ci sono favorevoli e a volte no. L'unica cosa che noi non possiamo dipendere, e perché c'è un fenomeno in corso, è quello della gestione un po' della manodopera, del decreto flussi, dell'azione noi la stiamo facendo a livello regionale nei vari tavoli che ci sono, Veneto Agricoltura, la direzione agroalimentare, AVEPA, tutti questi incontri dove stiamo ribadendo che bisogna intervenire sul catasto e sui costi di produzione per dare la possibilità che non ci siano concorrenze sleali e anche forme di caporalato o altre forme, dico, malavitose nel mondo della produzione e del commercio, proprio per offrire la garanzia, e questo è il Chioggia Automercato, ormai è riconosciuto dalle istituzioni. Abbiamo fatto un lavoro in questi anni, quindi sediamo sui tavoli e possiamo portare la nostra voce. Questo credo che sia un elemento importante, così come è importante che il mercato di Brombolo, a prescindere dai conferimenti che avvengono, è il mercato di riferimento a livello nazionale del sistema radicchio.